dall'apparenza di quello che era accaduto a Giobbe, parla un quarto personaggio più giovane degli altri, che quindi rimane in silenzio fino a quando non smettono di parlare i più anziani, ma in realtà questo è il personaggio che è più vicino al pensiero di Dio, e le sue parole introdurranno poi quello che il Signore dirà direttamente a Giobbe. Si chiama Eliù questo personaggio, e noi leggiamo dal capitolo 35. Poi Eliù riprese il discorso e disse: credi tu d'aver ragione quando dici la mia giustizia è superiore a quella di Dio? Infatti hai detto: che mi giova? Che guadagno io di più a non peccare? Io ti darò la risposta, a te e agli amici tuoi. Considera i cieli e vedi. Guarda le nuvole, come sono più in alto di te. Se pecchi, quale inconveniente gli procuri? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che gli dai? Che riceve egli dalla tua mano? Ovviamente il riferimento è a Dio. La tua malvagità non nuoce che al tuo simile, e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia, che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più saggi degli uccelli del cielo? Là gridano, ma egli non risponde, a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani. L'Onnipotente non ne fa caso. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Ma ora, perché la sua ira non punisce, perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni, Giobbe apre vanamente la bocca e accumula parole irragionevoli. Signore, aiutaci a chiudere la nostra bocca e aprire la nostra mente per ricevere la tua parola. Signore, trattieni il nostro parlare in questo momento, perché possiamo fare spazio al tuo parlare. Signore, tu dai risposte più alte delle nostre. Aiutaci ad accettare i tuoi piani. Questa mattina, Signore, parla ai nostri cuori. Questa mattina, Signore, incoraggia la nostra fede. Signore, aiutami a predicare la tua parola. Purifica le mie labbra, Signore. Dammi intelligenza. Dammi pienezza di Spirito Santo. Non guardare l'insufficienza dello strumento, Signore, ma glorifica il tuo figliuolo in mezzo a noi. Te lo chiediamo per Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. E tu, quando dici che non lo scorgi, che non lo vedi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. E quando Eliù dice a Giobbe che poiché Giobbe è impaziente, vuole far giustizia, vuole vedere il Signore aggiustare delle cose che dovrebbero essere aggiustate, gli dice: quando fai tu questo, i tuoi pensieri, le tue azioni, le tue parole risultano alla fine irragionevoli, cioè non portano frutto. Questa mattina la parola del Signore ci invita ad avere fede in Dio, a fidarci di Dio. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti,
sappilo aspettare. Non è sufficiente dire io credo in questa parola, sarà la nostra vita, saranno le nostre reazioni, saranno le nostre parole a dimostrare se noi crediamo realmente in questa parola. La tua causa gli sta davanti, dice Eliù a Giobbe, quando dici che non lo scorgi, quando dici che non vedi il Signore. Succede che arriviamo a dire così, succede che l'animo nostro è spinto a dire che il Signore non sta facendo nulla, che il Signore non si muove, che il Signore non ascolta, che il Signore non guarda, che il Signore non è attento. L'animo nostro a volte è spinto a dire così, quando siamo travolti dalla sofferenza, quando siamo travolti dalla preoccupazione, quando ci sono delle prove che non abbiamo la forza di affrontare, quando ci sono delle cose che ci vengono addosso all'improvviso, sembra difficile vedere Dio all'opera. È quello che qualcuno ha accennato nella preghiera, quello che è successo questa settimana ha fatto ribalzare fuori di nuovo la fatidica domanda: dov'è Dio quando avvengono i terremoti, quando i bambini muoiono, quando le famiglie vengono devastate? Dov'è Dio? Eppure Eliù stesso ne parla. Quando si grida per le molte oppressioni, quando si alzano lamenti per la violenza dei grandi, qualcuno dice dov'è Dio, ma nessuno dice dov'è il Dio che nella notte ci ispira canti di gioia. Lo dovevamo dire prima, perché Dio non cambia. Il Dio che, dice Eliù, ci rende più saggi delle bestie. E qui c'è l'indizio alla risposta a questa grande domanda. Il Dio che ci rende più saggi delle bestie. Questo significa che una qualche responsabilità ce l'abbiamo noi, quando forse trascuriamo la nostra responsabilità e quando avvengono dei disastri diamo poi la colpa al Signore. Dov'è il Dio che ci rende più intelligenti delle bestie dei campi, più saggi degli uccelli del cielo? Però a volte quando vengono disastri così grandi, quando vengono problemi così grandi, quando viene la malattia forse, quando ci sono delle situazioni davvero difficili da districare, da risolvere, da rendere semplici, Dio non lo vediamo all'opera. A volte la nostra vita vive dei momenti, dei periodi in cui il Signore rimane in silenzio. Seppur noi vorremmo vederlo sempre agire, non sempre il Signore agisce in modo visibile, udibile. A volte Dio rimane in silenzio, a volte Egli è difficile da scorgere. E Giobbe nella sua prova, questo è un concetto che ripete molto, lo dice 2 volte, probabilmente Eliù prende le sue parole per fare questo suo esempio. Per esempio Giobbe al capitolo 9 dice: Dio fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, ma ecco, egli mi passa vicino e io non lo vedo. Mi scivola accanto e non me ne accorgo. Qualcuno si è mai sentito così? Avendo una fiducia in Dio, eppure non lo vede. Può anche immaginare che Dio passa vicino, ma non se ne accorge. Giobbe poi lo ripete al capitolo 23, al verso 9, verso 8. Ecco, se vado a oriente, egli non c'è. Se vado a occidente non lo trovo. Se a settentrione, quando vi opera, io non lo vedo. Se si nasconde egli a sud e io non lo scorgo. Più volte Giobbe dice: io vorrei vederlo, ma non lo vedo. Mi è difficile vedere
il Signore, pur sapendo che Egli è vivente. E quando è così, l'animo nostro che è molto limitato, l'animo nostro che facilmente si scoraggia, l'animo nostro che non ha pazienza e vuole soluzioni subito dice: non posso più aspettare. Dio evidentemente mi sta ignorando perché non lo scorgo, non lo vedo. Chissà che c'è qualcuno questa mattina che si trova con questo stato d'animo, che sta provando a ricordare gli scorsi giorni, le scorse settimane, forse gli scorsi mesi, in cui ha desiderato ardentemente una parola da parte del Signore o vedere Dio in azione e non l'ha visto. E allora sta concludendo: che vale essere giusti, tanto Dio non vede. Posso pure peccare, tanto Dio non vede, Dio non agisce. Avevo bisogno e non ho trovato risposta. Ma Eliù dice a Giobbe: tu, quando dici così, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. Anche se tu non lo vedi, anche se ti sembra che Dio non sia attento, la tua causa, la tua supplica, la tua invocazione, il tuo problema, la tua angoscia, la tua paura, il tuo tremare, il tuo dolore, i tuoi dubbi, gli stanno davanti. Credilo. Non per convincertene star meglio, ma perché è Dio che ha detto così. La tua causa gli sta davanti, anche se non lo vediamo chiaramente. La nostra fede deve essere riposta non in quello che vediamo, ma in quello che la parola di Dio sostiene, perché la parola di Dio è incrollabile. E il Signore, nella sua parola, ci fa sapere che la nostra causa gli sta davanti. Sia benedetto il nome del Signore. Dio è attento a chi gli rivolge la propria supplica. La sua causa gli sta davanti, la tua causa gli sta davanti. Noi lo sappiamo per esempio nella storia di Israele schiavo in Egitto. 400 anni di schiavitù. Avevano sicuramente motivo di dire che non vedevano il Signore. Chissà quanti atei sorsero in quei secoli di schiavitù in Egitto, persone che inizialmente avevano fede in Dio, che hanno invocato il nome del Signore e Dio non rispondeva, non lo vedevano. Quando vedevano i soprusi degli egiziani, quando vedevano i figli rapiti e fatti schiavi nelle corti del faraone, quando vedevano le ingiustizie, quando vedevano le persone schiacciate sotto i cantieri, tutto questo era ingiusto. E loro dicevano: Dio non lo vedo. Ma dopo secoli ci dice la parola del Signore che Dio si rivelò a Mosè e disse il Signore: ho visto 2 volte l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. La tua causa gli sta davanti. Anche quando non lo vediamo, il nostro grido Lui lo ode. Lui vede quello che viviamo. Lui conosce i nostri affanni. Egli ha sempre davanti a sé la nostra vita, la nostra causa. Benedetto il nome del Signore. Egli fa cose che noi trascuriamo, che non riteniamo importanti, Lui le fa. Giobbe stesso lo riconosce. Nel capitolo 38
dice: chi provvede? Il Signore. Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno peregrinando senza cibo? Ora io vi voglio fare una domanda. Ma voi vi siete mai curati dei piccoli dei corvi, dei piccoli dei piccioni, dei passeri? Ve ne siete mai curati? Io solo quando provano a fare il nido sulle travi che ho sul mio balcone. E non è cura. Dio si cura di loro. È scritto così. Ancora dice il salmista nel Salmo 147: Egli dà cibo al bestiame e ai piccini dei corvi quando gridano. Dio ode il grido dei cuccioli, degli animali più piccoli e insignificanti. E la conclusione per noi è quella che riferisce Gesù in Luca al capitolo 18. Ascoltate quello che dice il giudice iniquo. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. Dio non dimentica. Dio non è sordo. Dio non è distratto. Quello che noi abbiamo nel cuore è davanti a Lui. Sarà sicuramente attento alle suppliche dei Suoi figli. Dio ascolta chi invoca il Suo nome. I genitori, i coniugi, i figli, chi è nella sofferenza, chi è nella prova, chi è stato colpito ed è stato abbattuto. Dio ha davanti la nostra causa. Vogliamo credere a questo? Dobbiamo crederlo, non perché ci fa del bene sicuramente, ma perché Dio l'ha detto e Dio non può mentire. Amen. E allora dice Eliù: quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Perché il problema è questo. Il problema è proprio questo. Sappilo ascoltare. Fratello citava prima il Salmo 66, che mi ha confermato il pensiero che avevo nel cuore, quando ha letto: ma Dio ha ascoltato, è stato attento alla voce della mia preghiera. Alleluia. Dio ha ascoltato. Sappilo aspettare, perché Dio ascolta sempre. Uno dei versi dell'Antico Testamento più citati nel Nuovo è quello di Abacuc, dove il profeta dice: è una visione per un tempo fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Sappilo aspettare. Dicevo, il problema è questo, di aspettare. Abramo non seppe aspettare il Signore e affrettò i tempi della sua discendenza, si unì alla schiava di sua moglie, Agar, e nacque Ismaele, che gli procurò, non Ismaele, ma questo suo essere impaziente gli procurò un profondissimo dolore. Tanto che la scrittura dice che quando dovette separarsi da Ismaele, ad Abramo dispiacque moltissimo, specifica la scrittura. Saul fu giudicato da Dio quando Samuele gli disse: aspetta me.
offriremo un sacrificio al Signore e poi andremo in battaglia. E Saul aspettò un giorno, aspettò 2 giorni, ma alla fine vide intorno che le cose precipitavano, la pazienza dell'esercito veniva meno e Samuele non arrivava. E lui non aspettò e fece lui il sacrificio, che non doveva farlo, non ne aveva diritto. E come sempre succede, appena finì il sacrificio, quindi pochi istanti dopo, arrivò Samuele che gli disse: perché non hai aspettato? Ora il Signore ti giudicherà. Sappilo aspettare, ci suggerisce la parola questa mattina. La nostra fede sta nell'attendere i tempi di Dio. Non è sempre così. A volte veniamo meno, non attendiamo e chiediamo al Signore cose che non dobbiamo chiedere. Iniziamo a giudicare le situazioni, a venir meno. Tutto questo fa scemare la nostra fede, la fa diminuire. In Osea, al capitolo 7, al verso 14, il profeta riporta la parola del Signore, dice: essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti, si radunano ansiosi per il grano, il vino e si ribellano a me. Non è forse vero che anche quando ci rimane sulla bocca la parola del Signore, quando noi non aspettiamo il Signore, in realtà sostituiamo la vera supplica fiduciosa a Dio con il lamento? Oh, io credo in Dio, ma nessuno fa più la volontà del Signore. I fratelli non mi ascoltano, nessuno mi comprende, Dio non risponde. Io credo in Dio, ma mi lamento perché il Signore non risponde. Questo non è aspettare. E i lamenti, la scontentezza, la critica, l'ansia, la preoccupazione, l'iniziare a fare noi ciò che deve fare Dio, sono le conseguenze di colui che non sa più aspettare il Signore. La tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Il Salmo 40 inizia così: ho pazientemente aspettato il Signore. E uno potrebbe dire: ma finisce così il Salmo? No, è solo l'inizio. È solo l'inizio. Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Sappilo aspettare. Chi aspetta la salvezza la troverà. Amen. Paolo ci ricorda nell'Epistola ai Galati che Gesù, che tutto Israele aspettava, il Salvatore, il Messia, Gesù è giunto nella pienezza del tempo. E forse chi era nato 200 anni prima della venuta di Gesù poteva dire: perché non viene il Signore? Perché ritarda? Lo voglio vedere adesso, lo voglio vedere io. Ma Dio ha fatto venire il Messia a noi nel tempo giusto, nel tempo giusto. E ci dice lo scrittore agli Ebrei che noi siamo stati salvati perché Dio ha rispettato i tempi suoi. Perché se fosse venuto prima o dopo, il piano di salvezza non sarebbe stato come quello che noi leggiamo, che è perfetto. Nella pienezza del tempo Cristo è venuto e ha salvato non solo quelli che hanno creduto in Lui prima, nel Salvatore, ma noi, qui questa mattina, che possiamo chiamare Dio nostro Padre, possiamo farlo perché Gesù è venuto nel tempo di Dio. E questa mattina noi dobbiamo credere che la salvezza arriverà
sappilo aspettare. Egli è presente e noi ci dobbiamo fidare di Lui. Voglio leggervi, non ve la voglio raccontare, ve la voglio leggere, una storia molto edificante. Si trova nel secondo libro dei Re, al capitolo 6. È la storia di un servo che tremò e desiderò che il Signore operasse, ma non lo vedeva. Ma a fianco a lui c'era un profeta che aveva fiducia nel Signore. Quando i siri compresero che non era per la bravura militare di Israele che riuscivano a sventare tutti i loro tentativi di attacchi, ma perché il Signore rivelava a Eliseo dove andavano loro a collocarsi e quindi erano sempre in anticipo gli israeliti, il re di Siria decise che l'esercito non doveva essere portato contro il re di Israele, ma doveva essere portato a casa del profeta per distruggerlo. E così una mattina ci fu uno strano risveglio. E allora leggo dal secondo libro dei Re al capitolo 6, dal verso 14. Il re vi mandò cavalli, carri, numerosi soldati. Ragazzi, ascoltate questa storia. Vi piacerà. I quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, mio Signore, come faremo?» E quegli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ed Eliseo pregò e disse, e questa mattina mi ricorda un po' la richiesta di preghiera di Eliù a Giobbe: «Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda». Ragazzi, fratelli, sorelle, amici, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. E non disse più: «Ah, mio Signore, come faremo?», ma comprese che Dio era presente. Sappilo aspettare. Questa mattina si acquieti il nostro cuore, che a volte vuole vedere delle cose subito. Dio sa perché non affretta i tempi. Dio sa perché in questo momento il nostro occhio non lo scorge. Dio lo sa, ma noi vogliamo credere che la nostra causa è davanti a Lui, non si è allontanata di 1 millimetro. Sappilo aspettare, perché non tarderà e verrà. E noi riconosceremo che i Suoi tempi, la Sua mano, le Sue scelte sono migliori delle nostre. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi. Ciascuno di noi rivolga al Signore la sua preghiera. Non eleviamo subito le nostre preghiere a Dio, ma prendiamoci qualche momento, perché ciascuno di noi